Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Qui Europarlamento, ospite di oggi l'onorevole Raffaele Stancanelli, già sindaco di Catania ed europarlamentare Lega. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, partiamo subito con i lavori nella Commissione Agri, visto che lei è capodelegazione del gruppo. In particolare le proteste dei trattori del 2024 hanno scosso l'Europa, no? Quindi, secondo lei quali messaggi pensano siano stati ignorati dalla Commissione europea e se ad oggi è cambiato qualcosa? Allora, innanzitutto la protesta cosiddetta dei trattori è stata utilissima perché ha messo in evidenza come le politiche agricole degli ultimi 5 anni, cioè della passata legislatura, sono state deleterie nei confronti degli agricoltori, perché l'approccio che ha avuto la Commissione sulla spinta di Timmermans, che è stato come posso dire, un flagello per l'agricoltura, ma non soltanto per l'agricoltura, ha creato delle crisi enormi. Cosa è successo? È successo che in questa legislatura vi è una, come posso dire, melius repetenta, una rivisitazione di quello che era il Green Deal ideologico. Questo non vuol dire che abbiamo risolto il problema, questo vuol dire che oggi c'è più attenzione nei gruppi cosiddetti moderati. Faccio un esempio ben preciso. Tutto l'arco della destra è chiaro che è stato vicinissimo agli agricoltori, ai pescatori, ai produttori. I cosiddetti popolari sono stati a cavallo dell'uno e dell'altro fronte. Oggi sentono la spinta delle loro opinioni pubbliche. Quindi io sono moderatamente ottimista che qualcosa cambierà e questo lo potremo vedere. Come ha detto lei, sono il coordinatore dei Patrioti all'interno della Commissione Agri, lo possiamo vedere nella nuova PAC, nella politica agricola comune, che sarà presentata quanto prima. Là faremo valere le nostre opinioni e penso che riusciremo ad aggiustare qualcosa. Non è possibile che l'agricoltura sia in mano a coloro i quali per ideologia sono convinti che gli agricoltori sono gli avvelenatori della terra. Ecco, è una concezione a essere, come posso dire, leggeri e fuorviante, perché non si è mai visto un soggetto che uccide o inquina l'oggetto del suo sostentamento, della sua famiglia, della sua produzione. Ecco, io incomincio a essere più ottimista perché i partiti e i gruppi pragmatici potrebbero avere anche la maggioranza. Quindi qualcosa evidentemente si sta muovendo, sta cambiando. Ci stiamo muovendo e ovviamente questo è dovuto alla grande protesta dell'anno scorso dei trattori e noi come Lega abbiamo un grosso rapporto, non dico preferenziale perché non voglio, ma sicuramente di contatto, di collaborazione con tutte le organizzazioni agricole italiane e anche europee e questo sta facendo sicuramente bene. Io le faccio un esempio, io sono reduce da 1 a 3 giorni in Perù, dove abbiamo parlato tra l'altro di energia rinnovabile e di Mercosur, e ho spiegato agli stessi parlamentari latinoamericani come il Mercosur, che loro considerano una panacea, il Mercosur sotto il profilo dell'agricoltura potrebbe avere gravi ripercussioni in Europa per 2 motivi semplicissimi. Intanto per la sostenibilità sociale. Là i prezzi della manodopera sono assolutamente inferiori in Europa all'Europa e quindi questo cosa succede? Che le importazioni che noi saremo costretti a fare sconteranno un prezzo molto minore e quindi saranno competitive. E poi sotto il profilo fitosanitario non ci sono le regole in Sud America che abbiamo noi e questo può essere anche un danno non soltanto per l'economia ma anche per la salute degli europei. Ecco, su questo stiamo facendo una grande battaglia. Sul Mercosur abbiamo impostato un lavoro di assoluta negazione da parte della Lega, da parte del gruppo dei Patrioti e qualche risultato speriamo di poterlo ottenere. Ecco, sempre rimanendo in tema Europa, qualche settimana fa si è svolto un evento importante ad Atene dei Patriots for Europe, da cui è Sì. nata la dichiarazione di Atene sulla libertà di espressione e dei valori democratici. Quali sono i punti chiave di questa dichiarazione?
Allora, io anch'io ero ad Atene, perché quando si fanno questi gruppi di lavoro che durano 3 giorni ma che sono intensissimi, ecco, qua vorrei sfatare un mito, come se andassimo a fare una, una vacanza, una gita. No, i 3 giorni degli Studi Day sono sempre importanti perché si sviluppano tematiche di carattere generale dove ogni gruppo, in questo caso il nostro gruppo, mette in evidenza quali sono le problematiche del momento. Due sono gli aspetti essenziali di questa nostra presenza di 3 giorni ad Atene. Uno, quello a cui ho fatto cenno lei, la libertà di espressione. Non è Sì. possibile che in Europa chi si oppone al politicamente corretto in tutti gli ambienti viene considerato un eversivo che non ha diritto di parola. Ecco, la libertà di espressione in questo senso. Noi richiediamo la possibilità di dire la nostra. Guarda, le faccio l'esempio del Sud America, del Perù. Hanno detto che eravamo sovversivi perché osavamo dire alcune cose che sono in contrasto con l'opinione generale delle sinistre e dei progressisti e mi hanno detto che era sovversivo. Ecco, per loro dire le cose così come uno le pensa contro il politicamente corretto è essere sovversivi. Ecco, nella dichiarazione di Atene riaffermiamo il diritto a poter dire, a poter parlare col senso comune e con le nostre idee. Il secondo aspetto che è stato analizzato anche nella carta di Atene è quello relativo all'immigrazione. Cioè, tra l'altro io vorrei fare un collegamento col referendum di ieri. Certo. Cioè, come avete visto, per quanto riguarda la cittadinanza, anche coloro i quali sono elettori di centrosinistra la pensano come noi, perché ieri c'è stato il referendum, è un fatto ormai assolato, che anche gli elettori di centrosinistra sono contrari a questa apertura indiscriminata alla cittadinanza, senza tenere conto che in Italia chi è in regola dopo 10 anni, non dopo 50 anni, diventa cittadino italiano, cosa che non avviene in tantissime altre parti del mondo. Quindi è una scelta soltanto ideologica e politica che non ha nulla a che vedere con la realtà. Ecco, ad Atene abbiamo detto che l'immigrazione clandestina va contrastata in ogni modo. Ecco, sempre, sul tema del referendum, visto che l'ha citato prima, ieri appunto, abbiam visto che c'è stata un'affluenza bassa, intorno al 30%, quindi il quorum non è stato raggiunto, però c'è un dato che comunque può far riflettere, che è quello dei 3 milioni di italiani che hanno votato favorevolmente, che sono andati a votare e che hanno votato favorevolmente, sui quesiti ai quesiti sul lavoro e contrari alla cittadinanza. Come lo interpreta questo voto? Ma lo interpreto in questo modo perché veda le battaglie che fa la sinistra. Ma io voglio spendere, come lanciare una freccia a favore della vecchia sinistra. La Sì, vecchia sinistra, la sinistra operaia, nel secolo scorso si era caratterizzata, secondo me in maniera sbagliata dal punto di vista metodologico, ma si era caratterizzata per essere la portatrice delle istanze dei lavoratori, degli operai, di coloro i quali faticavano. La sinistra si è trasformata ora in un grande partito radicale di massa che cerca di utilizzare soltanto le politiche minoritarie, in questo caso quelle degli immigrati, senza avere nessun aggancio con la realtà concreta anche degli interessi dei lavoratori. Come la possiamo interpretare noi una consultazione elettorale dove quasi 3 milioni di persone che sono sicuramente di sinistra e che hanno votato per i referendum cosiddetti sociali, poi anche qua potremmo fare dei ragionamenti, e si sono detti contrari alla riduzione della cittadinanza, vuol dire che anche a sinistra, nel popolo della sinistra, cioè in coloro i quali vivono quotidianamente la realtà delle periferie italiane e anche dei centri storici, che vivono la competizione con coloro i quali non sono in regola e rubano loro il lavoro e sono degli immigrati irregolari, anche loro reagiscono e rispondono no alle impostazioni solo ideologiche della sinistra, e qui lo interpreto solo così. bene, grazie mille allora all'onorevole Stancanelli per averci dedicato questi minuti. Grazie Lo a voi per l'invito, grazie a voi per l'invito. lo ringraziamo e buon proseguimento qua sui canali di Radio Libertà. Grazie, grazie, buongiorno.